A Palermo, a Palazzo Reale, si inaugura Thesaurus, la mostra che ci racconta i tesori segreti della Cappella Palatina. Presidente, ancora una grande occasione per questa terra che ha bisogno di ritornare a far parlare bene di sé e si può raccontare anche attraverso queste mostre. Sì, abbiamo voluto fortemente insieme a tutto il consiglio d'amministrazione voler portare avanti questa richiesta, questa volontà da parte anche della dottoressa Monterosso rispetto a questa mostra Thesaurus, e fino al 30 settembre ancora una volta la Fondazione, con una programmazione assolutamente valida, siamo sicuri che riuscirà a registrare, a far sì che ci possano essere gli accessi che hanno permesso non soltanto, come ho detto più volte, di autosostenersi, ma anche di poter avere dei profitti importanti, ma sempre da reinvestire all'interno del nostro palazzo, all'interno della nostra fondazione. Quindi la cultura, se valorizzata nella giusta maniera, se coniugata nei giusti termini, può veramente fare tanto e dare grandissime opportunità. Direttore, partiamo proprio dal nome della mostra. Thesaurus è un nome fortemente evocativo per tutto quello che significa. Non solo perché è il tesoro, la magnificenza e la preziosità di reperti e di oggetti d'arte fondamentali per riconnetterci all'aspetto immateriale, ossia ai contenuti che l'UNESCO ci ricorda come patrimonio fondamentale per l'umanità. Da che cosa è dato questo valore? Dialogante tra le dimensioni che si leggono, che si colgono nella mostra, nell'allestimento, tra il periodo bizantino, prettamente arabo-islamico, ma con iconografie cristiane che si mescolano con una tecnologia che ci ha dato una visione nello sfondo della mostra, con un importante lavoro del Dipartimento di Architettura del professor Agnello e dei suoi collaboratori, bravissimi, che ci fanno cogliere come l'architettura nell'antichità, e speriamo ancora oggi, sia una visione del rapporto dell'uomo con lo spazio, con la dimensione circostante. 56 reperti che sono custodi di un'identità culturale straordinaria che è patrimonio della terra nostra, del Mediterraneo, in tutto il mondo. Diciamo che questi reperti rappresentano le civiltà del Mediterraneo, che è la nostra civiltà, stiamo attenti. Possiamo dire solo in conclusione che definire Thesaurus soltanto una mostra è troppo riduttivo? È riduttiva ed è stata una responsabilità enorme, guai a pensare che le mostre siano una collazione, un'organizzazione di oggetti in uno spazio espositivo. Soprattutto una mostra deve suscitare, deve essere un pungolo, deve suscitare riflessioni e domande. Appuntamento da non perdere per conoscere meglio la nostra storia, per conoscere meglio la nostra identità culturale, per conoscerci meglio a Palermo, a Palazzo Reale, appuntamento con la mostra Thesaurus.